sera mia moglie 3 volte mi ha fatto scendere 3 volte perché sentiva movimenti e c'è lo spauracchio per chi abita fuori Palagonia, ma anche per chi abita dentro Palagonia. Questa è una morte annunciata perché un anno fa questi qua dello SPRAR da Paese Nuovo hanno preso a legnate i fratelli Agnello e non sono morti solamente perché una signora ha buttato un vaso di ceramica per terra e si sono spaventati, ma altrimenti anche l'anno scorso ci sarebbero stati 2 morti perché si ubriacano, perché si sentono i padroni. Questi non sono cittadini, questi sono selvaggi. Io non sono per la pena di morte, perché la pena di morte poi la decide il giudice, ma in questi casi ci vorrebbe la pena di morte, perché questa gente non sono cittadini, questi sono al di là di ogni forza, potevano benissimo rubare, legarli dentro un grido spinto, rubare i soldi, mondo è stato e mondo sarà, ok, ma non assassinarli, violentarli. Questa è cattiveria, questa gente non sono come noi, questa gente che riceve le cose dalla spazzatura, questa gente che si sente paciuna. Voi andateci nella zona di Mineo, in campagna, venivano apposta, si abbassavano i pantaloni, sono schifosi queste persone. Continua questa violenza, ma siccome il governo, i nostri politici ci mangiano sopra, ricchezza solo per loro, per noi c'è la disperazione. Chiunque ha un terreno nelle zone del Cara di Mineo non vende più le arance, non vende più, se li rubano, se li portano loro, sono i padroni. Noi non vogliamo padroni. Martedì sera faremo un comizio in piazza Cittadino senza colori politici e organizzeremo una manifestazione verso il Cara di Mineo, tutti insieme, perché i cittadini di Palagonia hanno una paura, con molto si ciancia di chiudere e poi non si parla più di niente, hanno questa paura e quindi noi chiediamo questo, che si continui. Inoltre un'altra cosa, le forze dell'ordine, 2 macchine dei carabinieri tutte le notti devono sorvegliare le nostre case, sempre! Via l'Italia, clandestini, via! Abbiamo già 3 delitti nel giro di pochissimi giorni, solo in Sicilia. Il ministro degli interni attuale, Angelino Scafista Alfano, l'uomo di riferimento di Angelino Alfano, il famoso Giuseppe Castiglione, sottosegretario dell'agricoltura, ex presidente della provincia di Catania, il quale ha poco da dire, ha poco da querelare, perché ormai è bruciato. Forse salverà le chiappe, ma ormai tutti lo sanno che Castiglione è responsabile anche lui di questi omicidi, di queste violenze, della morte dell'economia in tutto il territorio. I sciacalli sono tutti i voltafaccia, i voltagabbana, quelli che si svegliano oggi all'ultimo momento, quelli sono gli sciacalli, non certo noi. Sindachessa Loisi del partito di Alfano, che come sapete a Mineo prende più del 40% dei voti, il 100% nazionale, 43% a Mineo, chissà perché. Ora questi non sono indizi, queste sono prove. Lo scafista principale è il ministro dell'interno e quando lo dico mi assumo tutte le responsabilità, magari mi querelaste Alfano, che mi quereli, è il principale scafista, è lui, perché i suoi parenti governano il Cara, quindi lui è uno che ci tiene alla famiglia, però alla sua, non alle vostre.
siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte.